Bentrovati e bentrovati a Noi Chiesa. Questa settimana al Santuario di Velva, Castiglione Chiavarese, si è festeggiata la solennità di Nostra Signora della Guardia, patrona della Val Petronio e della Val di Vara. Monsignor Giampiero De Vasini ha presieduto la messa, a cui hanno partecipato tanti fedeli e numerosi sindaci dei comuni del territorio. Il Vescovo di Chiavari ha tenuto la sua riflessione parlando dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Sentiamo. Prendiamo Maria tra le cose a noi più care, cioè a dire prendiamola come maestra e compagna di viaggio. Come Giovanni ai piedi della croce accoglie l'invito di Gesù a prendere Maria come propria madre, o come Elisabetta che riconosce in Maria la madre del Salvatore. Nella solennità di Nostra Signora della Guardia, celebrata nel Santuario Giubilare di Velva, il Vescovo di Chiavari prende ad esempio queste due figure nell'invitare ciascun cristiano a vivere oggi l'incontro con Dio, e invita a farlo seguendo tre modalità fortemente legate una all'altra, con la gioia, quella gioia che deriva dalla certezza di fede che il Signore è con noi ora e anche dopo la morte, mettendosi in viaggio anche in fretta, quella fretta che porta Maria a correre da Elisabetta, saputo dall'angelo che anche lei era incinta, e cercando nello sguardo l'altro, la sua amicizia, la conferma di un'attesa comune. Custodiamo con tutte le nostre forze l'amicizia con le persone capaci di uno sguardo di fede, capaci di guardare in Dio. Ce ne sono. Quando le troviamo, custodiamo con tutte le nostre forze la nostra amicizia con queste persone, perché questo sguardo ci aiuterà a cogliere o a cogliere ancora meglio e quindi poi a realizzare la parte migliore di noi. Come ogni anno tante persone si recano al Santuario di Velva per rendere omaggio a Nostra Signora della Guardia, patrona della Val Petronio e della Val di Vara, semplici fedeli e numerosi sindaci dei comuni dell'entroterra. Questa festa tanti la sentono come una festa della mamma, una festa della famiglia, e tutti vengono, e la cosa che mi colpisce sempre, c'è gente che da quando sono nati sono sempre venuti tutti gli anni. E questa è una cosa grandissima. E poi la presenza anche di tutti i sindaci che si vedeva sottolinea una cosa molto importante, cioè questo santuario nasce dalla volontà e dalla fede della comunità, e mi piace vedere che continuiamo questa lealtà, questa verità, per dire che i veri mattoni proprio di questo santuario siamo noi, ciascuno di noi, con la propria fede, e quindi per me è un motivo anche di gratitudine di vedere così riuniti tutta la comunità, tutte le comunità. Qui siamo anche al confine tra due diocesi, la diocesi di Chiavari e la diocesi di La Spezia, e da un po' di anni la festa la viviamo proprio in comunione. E con le parrocchie dell'altra valle e di qua dei comuni limitrofi, e la viviamo proprio insieme, la prepariamo insieme. Quindi è una festa di unità, di comunione, e quindi quest'anno soprattutto di speranza proprio. Per noi è sempre stata una grande festa, che prima venivamo a piedi da Castiglione, facevamo i pellegrinaggi eccetera, adesso non lo si fanno più, però ci teniamo che questa sia una grande festa. Oggi sono tanti sindaci che sono venuti, che onoriamo questa festa, che è dove siamo onorati di farla. Venivamo su a piedi perché allora era così, però eravamo contenti di venire alla festa, c'era tanta gente, ci si vedeva, insomma era un qualche cosa di bello, via, diciamo. È una presenza familiare a cui puoi chiedere tutto, per cui è stato anche un momento bello di affidamento per quest'anno nuovo che inizia. Cosa significa per la vostra comunità la festa di Nostra Signora della Guardia? È un raduno di fedeli, tutto, dove ci ritroviamo tutti gli anni, purtroppo ce ne sono sempre meno. Ho visto un grande vescovo, con una certa, vocazione. È una festa molto importante perché è il nostro santuario principale, e quest'anno è anche la porta giubilare, quindi è una grossa opportunità. E festeggiate anche con un po' di cibo, giustamente. Esattamente, visto che non abbiamo più l'albergo che è stato chiuso, abbiamo pensato di organizzare questo piccolo punto di ristoro per
dare un aiuto così anche alle persone che vengono, che vogliono rimanere poi per il pomeriggio. Per la festa di Nostra Signora della Guardia e anche per una tua opera sull'abside che però potrà essere completata. Sì, l'intenzione è stata completata 3 anni fa, l'intenzione è quella di proseguire le 2 pale laterali, con questi ci sono i bozzetti esposti, il progetto esposto e cerchiamo degli sponsor per poter continuare, non sono grandi cifre, anche io mi metto a disposizione della comunità dando il mio contributo. Però ovviamente un minimo è necessario e speriamo che ci sia la sensibilità soprattutto anche non solo dei piccoli ma di qualche sponsor un po' rilevante che tra l'altro avrà come, diciamo, possiamo dire come ricambio, ecco, come mio personale contributo e riconoscenza il fatto di avere dei bozzetti dell'esecuzione dell'opera. Speriamo che questo messaggio arrivi alle persone giuste. Questa settimana si è festeggiato anche San Bartolomeo. A Cogorno era presente sempre il vescovo Giampio De Vasini, che ha ricordato che l'amore per Dio non sussiste senza quello verso il prossimo. Vediamo. Chi non ama il suo fratello che vede non può dire di amare Dio che non vede. L'amore per Dio è condizione di verità dell'amore per il prossimo. È la comunione con Lui che dona luce e forza per realizzare il bene dei fratelli. A condividere questa riflessione è il vescovo Giampio De Vasini, che ha presieduto la Santa Messa nella cappella di San Bartolomeo a Cogorno in occasione della festa dedicata al santo. Passa per la porta stretta chi è entrato con rispetto nello spazio dell'altro. A restare chiusi fuori sono quelli che hanno compiuto gesti religiosi nei confronti di Dio, ma nessun gesto d'amore nei confronti del prossimo. Scrive San Giovanni della Croce, alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. E se pensate al giudizio finale che l'Evangelista Matteo ci racconta al capitolo 25, anche il messaggio è chiaro: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Portare avanti una tradizione custodita di generazione in generazione, con la messa, la commemorazione, la condivisione e il passaggio della reliquia. Per tradizione hanno sempre tenuta i familiari di mio marito da secoli, non so per quale motivo, ma è sempre stata affidata alla famiglia Chiappe. E tutti gli anni in occasione della festa di San Bartolomeo la portiamo qui per la messa. Così il sacerdote o chi per esso poi la passano ai fedeli per un bacio. Una festa sentita e partecipata da tutta la comunità che ricorda con affetto le celebrazioni passate. Era fatta dai vecchi Chiappe del 1500-1600, comunque è una tradizione che si porta avanti. Una volta qua si faceva una festa ancora più grossa, qua si faceva l'albero della cuccagna una volta perché c'era più partecipazione, però comunque resiste la festa, insomma ci si tiene, si viene una volta all'anno, si viene volentieri. Ecco, ha qualche altro ricordo del passato? No, del passato ricordi particolari direi no, solo questo fatto qua che una volta un po' per l'albero era più partecipata anche dai giovani, adesso insomma un po' meno, si fatica un po' di più, sì. Festa di San Bartolomeo, lei da dove viene? Da Firenze. Come mai è qui? E sono qui perché seguo le omelie e le messe di Don Stefano giù alla chiesa del Ponte e allora ho approfittato per venire anche qua. È la prima volta che viene a questa festa? A questa festa assolutamente sì.
Una figura, quella di San Bartolomeo, vista come senza malizia e falsità, a cui rivolgersi in preghiera per chiedere di poter riuscire a praticare un duplice amore verso Dio e verso il prossimo. San Bartolomeo è un apostolo, è uno dei grandi apostoli, no? È Natanaele poi anche conosciuto, in lui non c'è nessun, è l'unico israelita che dice Gesù, è il vero puro israelita, che non c'è malizia, non c'è falsità. E chi è Bartolomeo? È colui che l'ha visto sotto al fico, il fico rappresentava la legge, la Torah, la Sacra Scrittura, no? Mentre meditava sotto al fico, cioè Gesù ha sempre visto in Bartolomeo colui che medita la Sacra Scrittura, la parola, per cercare di comprenderla nella sua attualità, nella sua vita, ed è il compito un po' che abbiamo noi cattolici, cristiani, leggere la parola, anche quella antica, cercare di comprendere cosa ancora adesso dice al nostro oggi, e quando la leggiamo con questo criterio ci accorgiamo che veramente parla più al nostro oggi che dei tempi antichi. Nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sesti Levante si è festeggiato il santo titolare, sono state organizzate delle giornate di festa che si sono concluse domenica con la Santa Messa in memoria del santo. Vediamo. La chiesa fa memoria di San Bartolomeo Apostolo, molte le comunità parrocchiali della diocesi che hanno celebrato questa ricorrenza con solennità. A San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante si è svolta la Santa Messa solenne domenica 24 agosto, un momento di preghiera e ascolto che è seguita a 3 giorni di festa che hanno coinvolto tutta la comunità e l'intero territorio. Abbiamo cercato di tenere più insieme un po' queste due dimensioni, appunto la convivialità e la festa, con anche la preghiera, l'ascolto, e poi tutto questo dentro al filone anche dell'oratorio sul tema appunto della pace. Quindi, come dire, una grande ricchezza, siamo contenti. Tra l'altro questa mattina ci portiamo a casa 2 parole, no? Operai, pace. Sì, come sempre l'oratorio si affida al Vangelo, e quando abbiamo cominciato a pensarlo, il Vangelo della domenica che apriva l'oratorio era quello: ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, e poco dopo la prima cosa che dite entrando nelle case è pace. Questa casa ci ha richiamato la prima parola di Papa Leone quando si è affacciata dal balcone, e poi l'attualità, certo, ci hanno portato appunto a coniugare un po' questo slogan, operai, cioè lavorare nel concreto, raccogliere dal Vangelo delle parole da poter poi imparare a vivere, e ogni volta, ogni settimana abbiamo fatto appunto dei laboratori, abbiamo chiamato delle associazioni o delle persone competenti per farci mettere le mani in pasta dentro alla relazione oggi, ma penso dentro la preghiera, l'ascolto, la cura, la condivisione, la vigilanza, la passione, con tutti questi attrezzi che dal Vangelo appunto hanno riempito la cassetta degli attrezzi degli operai di pace. Donare un servizio per la comunità è l'obiettivo dei tanti fedeli, amici e volontari di cui è composta la zona pastorale di Trigoso, Riva e San Bartolomeo. Si riesce con la collaborazione naturalmente dei parroci che ci sono stati e anche dei parrocchiani a fare un sacco di cose buone e anche utili per la comunità intera, non solo della parrocchia ma anche al di fuori. E questo certamente crea la possibilità di essere molto a contatto con la gente, indipendentemente dal fatto che venga in chiesa oppure no, c'è questo legame che è apprezzato un po' da tutti. Tu eri qua da piccolino? Sì, sempre stato, ho fatto l'animatore, catechista, ora però ho un po' smesso per mandare i miei 3 figli che sono tutti coinvolti in questa cosa. Però non si fa in pensione, no? No. Una realtà molto attiva sul territorio, composta da un gruppo eterogeneo che sviluppa le proprie passioni, trasmettendole agli altri e imparando sempre qualcosa di nuovo, affrontando temi di importanza fondamentale come quello della pace. In questo periodo stiamo seguendo il laboratorio degli operatori di pace, in modo particolare per i ragazzi
io in modo particolare per giovedì sera, per i ragazzi delle medie, una bellissima esperienza, secondo me non solamente per i ragazzi ma per gli animatori, per gli adulti, per la comunità. Abbiamo toccato diversi argomenti e ho visto che c'era una grande partecipazione e questo sono molto contento di regalare, donare qualcosa di servizio per la comunità. Avete anche una maglietta significativa, no? Dove, come si vede, operai di pace, con la gru, ma è una pace che va distante. La pace, in questo momento abbiamo tanto bisogno di pace e probabilmente questo logo aiuta anche a riflettere, a pensare e nello stesso tempo a vivere qualcosa come operai nella semplicità del terreno per poter portare anche nel nostro piccolo un segno di pace. Abbiamo sentito tantissime belle voci. Sì, c'è un coro in parrocchia, oggi eravamo un po' di meno, però in generale ci vediamo, proviamo anche per le celebrazioni più importanti e è sempre bello comunque sentirsi parte di un gruppo e parte di qualcosa che poi è utile e anche divertente, ecco, soprattutto. Ecco, tu ti impegni sempre in parrocchia. Sì, noi facciamo anche gli animatori sia durante l'inverno che durante l'estate e è proprio bello mettersi al servizio comunque dei ragazzi, vederli sorridere e divertirsi grazie appunto al nostro impegno e anche ai nostri sacrifici. Qua abbiamo un musicista. Noi siamo un gruppo di 5 ragazzi più Marco, il nostro maestro di chitarra. E diciamo che un po' di anni fa abbiamo iniziato questo percorso, ora siamo diventati un po' più bravi, proviamo canzoni sempre più difficili e ci alleniamo soprattutto per provare i canti di messa ma anche altri canti al di fuori. È sempre molto divertente perché troviamo comunque anche magari qualcuno che magari ha più difficoltà, lo aiutiamo, mentre alcuni che magari sono un pochino più bravi e quindi aiutano gli altri. È sempre bello stare insieme a suonare la chitarra soprattutto. Ricordiamo anche questa armonia con l'organo, no? Chitarra e organo insieme. Certo, cerchiamo sempre di suonare assieme con l'organo perché crea proprio un'armonia molto interessante e molto bella perché stanno molto bene assieme durante la messa e durante la celebrazione. Ecco, per voi questo momento come lo state vivendo, come pensate, ecco, sentendo anche per la maglietta, operai di pace, per voi la pace cos'è? Che significato date? Allora, adesso diciamo che questo periodo è molto difficile dare una definizione, però è qualcosa a cui secondo me bisogna aspirare, però molto difficile a cui bisogna arrivare, però che non è così facile e che però comunque tutti insieme, secondo me, con i piccoli gesti si può arrivare a fare qualcosa di diverso e ad arrivare alla pace. Ecco, questa mattina si parlava di relazione, no? La pace nasce in due. Certo, sicuramente la pace nasce in due, noi speriamo che in un futuro quanto più possibile prossimo le due parti riescano appunto a trovare un loro equilibrio e una loro idea di pace che speriamo sia quella che anche noi ci auguriamo ovviamente. Bisogna impegnarci per i nostri fratelli e i nostri figli anche a creare un mondo di pace. Sì, bisogna impegnarci soprattutto prima di tutto partendo da noi stessi. Se noi siamo in pace con noi possiamo essere in relazione con i nostri figli, con i nostri genitori, con la comunità e questo secondo me è un percorso che la parola del Vangelo ci può aiutare molto a recuperare questi spazi per il futuro, per la comunità e per la speranza, che il Giubileo ci insegna anche moltissimo in quella direzione. Un po' di appuntamenti adesso. La parrocchia di Santa Margherita di Fossalupara a Seste Levante celebra Nostra Signora della Salute. Domenica 31 agosto alle 11 la messa solenne sarà presieduta dal vescovo Monsignor Giampio De Vasini.
La parrocchia di Santa Maria di Camposasco, nel comune di San Colombano Certenoli, festeggia la Madonna della Cintura. Domenica alle 9:30 c'è la messa, alle 17:15 vespro, processione e benedizione eucaristica presieduta da Don Stefano Giupponi, parroco di Moneglia, e poi in serata la cena sul sagrato con accompagnamento musicale. Questa settimana Teleradio Pace trasmette la messa domenicale dalla chiesa di Sant'Antonio di Pontoli nel comune di Ne, che celebra la solennità della Madonna Addolorata. Si tratta della celebrazione delle ore 9 che sarà presieduta da Don Federico Icardi. A causa di problemi di ricezione questa volta non sarà trasmessa in diretta, ma sarà proposta alle ore 11 su Teleradio Pace 1 al canale 12 domenica 31 agosto. E questa settimana si è anche conclusa la 46esima edizione del meeting internazionale per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Si è chiuso con un bilancio estremamente positivo, 800.000 presenze registrate, 150 convegni, circa 500 relatori italiani e internazionali e 17 spettacoli. Un evento che ha declinato il tema della speranza con incontri e testimonianze di grandi spessore. Gli organizzatori hanno tracciato un bilancio, li ascoltiamo. I numeri poi parleranno dopo, però quello che portate nel cuore alla fine di questo cammino, di questa settimana, è tanta gratitudine per chi ha costruito e ha portato qui ciascuno il proprio mattoncino, è quello su cui volevate lavorare. Sì, di questo siamo grati, perché il meeting è espressione di tantissime iniziative che vediamo, opere, mostre, iniziative di incontri, e qua c'è stata veramente una grande sinfonia di persone che si sono spesi per rendere presente il bene che c'è anche nei luoghi più problematici, più atroci di questo mondo, e questo ha dato una forte speranza, perché se io sento che una madre palestinese, una madre israeliana, una madre di un figlio che è stato assassinato, un ucraino che ha perso tutta la sua famiglia, riescono a non diventare schiavi dell'odio e del rancore, ma possono diventare persone che costruiscono luoghi di riconciliazione, penso che sia molto molto importante anche per riconquistare la nostra speranza e la nostra vita. Si parte già per lavorare all'edizione dell'anno prossimo, si lascia T.S. Eliot e si ritrova Dante? Sì, siamo andati su Dante. L'ultimo versetto della Divina Commedia, l'amor che muove il Sol e le altre stelle. Con questo titolo volevamo aiutare anche chi sarà ospite a prendere consapevolezza da dove nasce l'universo, qual è il destino dell'universo e quindi di ogni singola esistenza. Ed è un destino buono. Siamo abbracciati da qualcuno che ci vuole bene, e questo responsabilizza poi anche noi nella nostra vita, e quindi la consapevolezza di un bene ci aiuta anche a creare il bene. Si può dire che è stata anche un'edizione al femminile, abbiamo avuto le madri, tante testimonianze, a chiudere anche la Presidente del Consiglio, quindi c'è stato questo filone. Penso che c'è stato un filone di tutta la sensibilità e la forza che caratterizza le donne, e penso che di questo possiamo solo essere grati. Il riconoscimento da parte della Presidente del Consiglio come luogo dove il dibattito viene portato avanti, si porta l'attenzione dell'opinione pubblica ai temi, e questo fa piacere comunque, il fatto di sapere essere un punto di riferimento questi giorni. Allora, diciamo, il tema dell'educazione è stato toccato, è fondamentale, il tema anche, e questo ritengo fondamentale, che una politica senza società civile è incapace di andare da qualche parte. E questo è il nesso che è da riscoprire, cioè noi non possiamo delegare alla politica, la politica può rafforzare o ostacolare ciò che c'è dentro una vita di un popolo e dentro una società civile. Non può generare la passione di un genitore, non può generare l'interesse di un insegnante, sono cose che devono nascere dagli dentro di una società. Però chiediamo anche, per questo abbiamo avuto tantissimi dialoghi con le istituzioni, che questo venga riconosciuto, rafforzato e valorizzato.
una parola di ringraziamento ai volontari, che senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Allora, è evidente in questo meeting che i volontari certamente sono indispensabili per l'organizzazione, non potremo neanche iniziare il meeting senza loro, ma loro sono anche l'anima del meeting, con il sorriso che portano, l'accoglienza, la gratuità, la pazienza, l'umiltà di fare servizi anche molto semplici e quindi il clima che respiriamo dipende quasi totalmente da loro e dalla loro magnanimità, dalla generosità che vivono. Siamo particolarmente contenti e grati di quello che è avvenuto questa settimana, lo abbiamo detto dall'inizio, lo ribadiamo con ancora maggiore convinzione alla fine di questo meeting, che innanzitutto i tanti volti di volontari, di amici, di ospiti ci hanno documentato che è possibile costruire con mattoni nuovi anche in luoghi deserti. Lo abbiamo fatto dall'inizio del meeting, oggi anche con questi ultimi appuntamenti, quindi davvero c'è speranza anche contra spam, come si dice, cioè anche quando sembra impossibile che questo accada. I numeri poi diranno il bilancio finale della manifestazione e dell'adesione, però il risultato di partecipazione c'è stato, ognuno adesso torna a casa con qualcosa in più. Il risultato di partecipazione in termini numeri, che vanno comunque guardati, è un risultato molto positivo, nel senso che registriamo un segno più sulle partecipazioni, un segno più sulla partecipazione anche dei volontari, e qui il più è anche sui giovani volontari, a dispetto di quanto spesso ingiustamente si sente dire sui giovani, e un segno più anche per quanto riguarda la permanenza dei nostri ospiti visitatori al meeting. Quindi ci auguriamo di proseguire in questa direzione e incominciamo subito a lavorare per il 2026. Ad accompagnare questo cammino che inizia Dante quest'anno? Sì, ovviamente per noi è un punto estremamente affezionato al meeting, a cui siamo legati, e il tema che abbiamo scelto ci aiuterà ad andare in profondità anche di una parola che molto spesso viene abusata o fraintesa o ridotta superficialmente. Stiamo parlando della parola amore? Esattamente. Quest'anno tanti eventi in più rispetto alle passate edizioni, si andrà ancora in crescendo? Mi auguro di no, non abbiamo mai puntato alla quantità di eventi durante la settimana, per questo ho risposto mi auguro di no, abbiamo sempre puntato anche sul fatto di dare invece una proposta di contenuto ai nostri visitatori. È tutto, Noi Chiesa ritorna la prossima settimana, ma le notizie e i servizi li potete trovare sempre anche sul nostro sito teleradiopace.tv. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento.